Questo è stuttarella caseo. È buonissima. Non vedo l'ora dell'assaggiare. Favorite, cavo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Poi Salvatore, sto facendo un po' di stuttarella caseo. Ma che stai canzoni, zia Teresa? Queste io a Zogna. Tanti anni fa sto facendo canzoni. Ma mettono un po' crudo. Io metto come facevo tanti anni fa. Metto un po' di prezzemolo, un aglio e un po'. Invece metto l'olio, metto un po' di zogna. Tanti ho prezzemolo a mesi e mi sono un po' di zogna. Tanti anni fa si faceva canzoni. Ora stanno mettendo l'olio. Però io torno sempre indietro. Aggiusto un po' di zogna, un po' di prezzemolo e poi l'aglio. È bella canzoni, zia Teresa. E facciamo a vigilia e Pasqua, ognuno fa un po' di stuttarella caseo. E noi ci mangiamo pure noi. Zia Teresa, l'acqua bolle. Ok, non c'è niente a fare stuttarella caseo, capisci? Ma non mai, la pasta, E la facciamo cuocere insieme allo strutto. a prezzemolo e aglio. Mettiamo sale. Una mangiata di sale. Sto bene, salata. E uovo, prima che si fa la pasta, io faccio sbattere le uova. E faccio uovo, formaggio e pepe. Mettiamo l'uovo, Opla. 2 uova, la casciacqua in mano. Poi c'è la bella franchi i pecorini, non parmigiani in caseo, pecorino. Il pecorino non manca mai. Ma mai, guarda quando ne pigli. Ecco qua, Abbondante? abbondante. Poi metto il mio pepe, il mio sorriso. Il sorriso di zia Teresa. Ecco qua. Ecco qua. No, assai. No, sono mi criticano, mangio solo con pepe. Zia Teresa, siete una macchinetta. Vedi? E questo qua sono mangiato tutto quando vigilia di Pasqua. Chi faceva la cappuccia affogata, chi faceva il stuttarello caseo, chi faceva affollato, sa pure gente che mangia l'affollato, ma insomma mangio tutte queste almeno. Zia Teresa, ma io sapete che non l'ho mai mangiata pasta caseo? E poi ti faccio qua, ti faccio vedere, se ti piace. Poi ci mettiamo senza bella crema in, vedi? Direttamente in pentola. Vedi? Bello, zia Teresa, che profumo. Poi ti faccio vedere come ti consola. Ora la facciamo asciugare bene. Sì. Zia Teresa, sono Ecco pronti? qua. Buonissimi, guarda. Poi, se vuoi un po' di formaggio, lo metti. Se vuoi un po' di pepe, lo metti. A posto. Non voglio prolungare più con il pepe. Non vedo l'ora di assaggiarli, zia Vedi, Teresa. ma ti faccio vedere come sono saporiti. Che bella faccia che tiene. Questo è stuttarella caseo. Non ha preso pepe più che già l'ho messo. Il formaggio già l'ho messo. Se la roba ti piace a te, tu mi hai dato poco. Ora vi faccio vedere con me. È buonissima. Prova, la roba precedente, fammi non la davo. Non vedo l'ora dell'assaggiare. Favorite, cavo consolato.